Sono ancora in ospedale 2 giovani padovani feriti nel corso di una rissa scoppiata a Gallipoli, in Puglia, dove i ragazzi erano in vacanza. Il bilancio, dopo l'intervento della polizia, è di 3 turisti denunciati, tutti padovani tra i 21 e i 22 anni, ovvero i 2 feriti e un terzo giovane, e 4 addetti alla sicurezza dello stabilimento balneare in cui è avvenuta la violenza, denunciati. È il commissariato di Gallipoli che sta ricostruendo l'episodio, l'ennesimo di un'estate costellata da violenze nella famosa località balneare. Secondo un primo racconto dei giovani feriti, i padovani sarebbero stati accerchiati, aggrediti e picchiati dagli addetti alla sicurezza che erano sopraggiunti. La ricostruzione precisa però sarà fatta dopo aver raccolto tutte le testimonianze. Sembra che ad affrontarsi lungo la spiaggia e che la lite sia poi proseguita nei pressi di un locale siano stati alcuni giovani del posto, i padovani, magari per qualche frase offensiva di troppo. Per uno dei 2 feriti la prognosi sarebbe di 30 giorni per contusioni e anche fratture. Sono numerosi gli episodi di violenza che stanno caratterizzando l'estate a Gallipoli, con discussioni e polemiche anche a livello nazionale. Una ventina di giorni fa, ad esempio, un'altra rissa nella quale sono comparsi anche un coltello e oggetti metallici usati per colpire alcuni giovani.